I cori ringrazio innanzitutto la Presidenza e il Consiglio di amministrazione della Società Cattolica Assicurazioni per averci consentito di organizzare questo concerto. Oltre ai cori di Catron, stasera ci sarà la partecipazione straordinaria del coro Stella Alpina di Verona, al quale diamo il nostro più caloroso benvenuto. Durante la serata, l'effervescente e vitale alternanza dei cori darà vita ad un caleidoscopio musicale. Eclettismo, poliedricità, stili canori diversi sono l'essenza di questa rassegna di canti popolari e natalizi. Lontani dal frastuono del mondo, lasciatevi avvolgere dalla calda atmosfera del Natale ormai alle porte e contagiare dalla sua vera essenza. Quindi diamo voce alla vera protagonista della serata, la musica, dando inizio al concerto e invitando il coro Aurora a sistemarsi, a prendere posto sul palco. Li accogliamo con un applauso nell'attesa di divenire piena luce del giorno. Diremo che ci sono dei ragazzi che hanno iniziato a cantare da una decina d'anni ormai e abbiamo anche alcune mamme che li hanno seguiti in questa avventura. Quindi ci sono dei ragazzi e delle signore non più giovani ma da una vitalità molto forte. Quindi questi ragazzi, quindi dicevo, ci fanno rivivere il misto di eccitazione e trepidazione dei Natali della nostra fanciullezza. Risvegliano in noi la fiammella di uno spirito natalizio assopito dalla nostra cecità di adulti, incapaci di meravigliarci ancora. Natale di attese, di allegri e nostalgici ricordi, sogni e sorrisi di bambini. Buon ascolto. In questo Natale vogliamo celebrare ciò che ci ha ricordato il nostro amato Papa Francesco, e cioè che il nostro mondo, nel cuore e nella mente di Dio, è la casa dell'armonia e della pace. È il luogo in cui tutti possono trovare il proprio posto. Gli uomini sono un'unica famiglia in cui le relazioni sono segnate da fraternità reale e in tutto il creato predomina l'armonia. Ma è davvero così il mondo in cui viviamo? In realtà tutt'oggi si contano 18 focolai di conflitto etnico e ben 46 dispute territoriali tra stati che riguardano 28 contesti geopolitici. La violenza, la divisione, lo scontro predominano. Questo avviene quando l'uomo pensa solo a se stesso, quando si lascia affascinare dagli idoli del dominio e del potere. E allora apre le porte alla violenza, all'indifferenza, al conflitto. Ma noi non ci arrendiamo a questo. Noi, tutti uniti, non possiamo pensare a un mondo senza gioia. La nostra gioia è annunciare a tutti che Gesù viene al mondo. E ora i nostri angioletti ce lo ricorderanno allestendo per noi il presepe.
Gesù viene in mezzo a noi e ci offre l'opportunità di tornare a nascere in amore e saggezza. Questo vogliamo trasmettervi con i nostri primi 3 canti che vi proponiamo. Un presepe speciale, Natale delle guerre e Se siamo uniti. Tutta la gente guardando
l'allegra vitalità di questi ragazzi, la vita, la felicità, la fede attraverso il canto. Dio in mezzo a noi è gioia, gioia che dilaga, gioia che appaga più di ogni altra ricchezza. Continuiamo quindi con i canti E chissà, Signore del cielo, e poi con il canto Cantiamo noi. Questo canto noi lo vogliamo dedicare a Tania, una persona per noi speciale che ci ha aiutato molto e alla quale teniamo a dire il nostro sentito grazie. Un ringraziamento speciale va anche al coro arcobaleno che questa sera ha condiviso con noi questo concerto. Concluderemo poi con la canzone Beautiful This Way, La vita è bella, in un'originale versione in italiano, un canto di pace dove il respiro dell'anima si traduce in note ed emozioni. Dios
Vincenzo,